Ciao imbruttiti, oggi sono a Chioggia in provincia di Venezia, la città con l'orologio da torre più antico del mondo. Oggi vi parlo di una delle eccellenze venete più apprezzate in assoluto. Vi faccio scoprire un personaggio che per il suo lavoro ha un amore viscerale. Qua lo chiamano il Maradona del pesce, andiamo a vedere. Sono qui con Marco Doria, lui è di Chioggia, ha 40 anni, per 23 anni ha avuto il camminetto mobile del pesce col quale ha girato le province di Padova e Vicenza. Ha delle tecniche straordinarie, dei piccoli segreti, una conoscenza del pesce pazzesca e straordinaria, una passione che dura tutta una vita. Guardate qua. Siamo di andare in pescheria a Chioggia, aperta al pubblico, siamo in pescheria al minuto qua a Chioggia, dove possono andare tutti quanti e comprare il pesce che arriva tutte le mattine dal nostro mercato ittico di Chioggia. La nostra pescheria ha 54 banchi, è una roba caratteristica che viene da tutta Italia a visitarla, anche da tutto il mondo. Questi le uova della seppia, vedi? Questo è un uovo solo del maschio, questi sono della femmina che ce n'ha due. Questo cucinandoli vengono più duri e invece questo resta tenero. Questi vanno lessi, non è un mescolo di legno, giri sempre, senti duri con le mani e sono a posto. Questi vive sempre nell'Adriatico nostro e anche in laguna. Garusoli, sosotoli, abbiamo buli, metti l'acqua a bollire, mezz'oretta. Questi sono canestrello rosso, vanno fritti, vedi? E voilà. E ti ho lisciato. E te le bianco ti mangi tutto. Quindi mangia crudo. Queste qua sono tutte canocce vive, questa è tutta roba appena pescata dalla barca. Ora che sì, la canoccia sono crostacei che abbiamo altri. Uno dei pesci più buoni che abbiamo. Questo va fatto lesso, va fatto in pasta, va fatto in forno, va fatto come vuoi. E questa c'è la femmina e questo c'è il maschio. Perché la femmina ha 3 righe, 1, 2 e 3. Invece il maschio non ce l'ha. Quando cucini la femmina, qui ha una specie di corallo, diventa tutto rosso, la chiamano la cera. Ci sono anche le seppie, uno che sa pulire veramente le seppie, si parte. Un trucco come farle per non fare tanto disastro in casa, si fa il taglio in centro così, eccolo qua. In questa maniera gli occhi ti vengono via interi, eccoli qua, questi sono gli occhi della seppia. E tu ti mostro, se tagliamo in contrario, ci sono i schizzi da tutte le parti, eccoli qua. Guarda, eccoli qua, hai visto? Così ha schizzato e si rompe tutto. E dopo si passa a togliere l'osso, si toglie l'osso della seppia. Questa qua abbiamo detto che era il maschio, c'è un uovo solo, che è questo, qui si gira, questo è il famoso nero, eccolo qua. E se vedi si rompe e fai i risotti, fai la pasta, togliere, ci sono come 2 alette dentro. La seppia, vivendo quasi poggiata nel terreno, qua delle volte si riempiono di sabbia. Questo è il famoso fegato della seppia che per farle buone a Chioggia noi lo usiamo. Le abbiamo sempre cucinate sia con il fegato che con la sua pelle, che è la parte dove della testa, che è una specie di gelatina dura che va tolta. Si pulisce bene qui le dresse, ha sempre sabbia, se no, deve essere pulito bene. C'è un trucco che in 2 secondi fai così e togli la pelle, la seppia è finita. Hai visto? Devi dare dentro con 2 dita e tirare. Eccolo qua. Bravo. Allora questa è avendo le trecce lunghe è la femmina, perché la femmina è quella che cattura il maschio. È in contrario sulla natura delle seppie. Bisogna essere bravi a pulirla e non rompere questo, perché se uno non è bravo a pulire le seppie, come che ti la apri? Comunque deve essere blu fluorescente. Sì, queste sono le nostre vongole nostrane, queste vengono pescate in spiaggia, invece queste sono delle laguna. Queste nascono in mare, vivono in mare e si riproduce in mare. Non diventano grandissimi. Queste qua nascono in laguna, vivono in laguna e per loro natura riescono a diventare anche 4 cm per dire. Le cape lunghe che ti spiegavo, sempre pescare danno altri, li lasci così un'oretta, li metti con acqua e sale grosso, li lasci là e loro si puliscono da soli. E loro con il suo riciclo buttano fuori la sabbia che hanno dentro e si puliscono ulteriori. Tutte le soglie che vengono dall'estero vengono già pulite e sono trattate da giorni e in più sono tutte bianche. Invece queste qua sono proprio freschissime di giornata. Da cosa lo riconosci? Dal colore. Ora come dovrebbe essere? Rosso, eccolo qua, questo qua. Eccolo qua, questo colore qua. Questa ha le uova, è una femmina, vedi, ha le uova dentro, da qua vedi, sempre dalle branchie, che devono essere rosse così, e questi sono branzini pescati da noi, nostrani, questi sono i polipi che vanno fatti lessi o insalati, e a Padova ci polpi, dopo che c'è anche la piovra che assomiglia tanto, che la piovra ha 2 tentacoli, invece questo che ne ha uno solo, vedi, questa è la piovra. Questo ha un tentacolo, questo ne ha 2. Questi si scampo fresco che si può mangiare anche crudo. Questi qua vengono puliti così, eccolo qua, e voilà. Sempre 3 colpi.
La cosa pericolosa della Anasakis, che invece sul pesce, è il pesce col sangue, che contiene anche il vermetto. Sempre lo stacci, le orate crude e il tonno crudo, è un pesce che si riproduce può fare sta Anasakis che ti fa tanto male. La pescheria Treviso, da Spinea. Porta sempre il pesce fresco ai suoi clienti. 2 kg di astiche. Sta pescare il 17 del 12 2019. No, scampo crudo, pescheria al minuto di Chioggia. Vai, bravi! Promosso. Abbiamo preparato le seppe in teggia con la ricetta di Chioggia. No, abbiamo tolto la pelle e abbiamo lasciato il fegato. Si fa un soffritto di aglio, olio, cipolla, pomodoro, vino bianco. E dopo te ne fa andare per 2 orette. Canocce vive che tutti quanti non si è bravi a farle, dice quando che le compro le si svuotano. È facilissimo fare queste canocce. Basta mettere un goccio d'acqua, proprio un goccio, e si cuociono quasi a vapore. E qua, se tu metti più acqua, le canocce vanno dentro, ora che ribolla fanno a svuotarsi. Tutti quanti pensano che questa sia la testa, vedi che ha gli occhi, invece no, invece questi sono gli occhi, i 2 occhi, uova di seppia. Fia, deglassa, e aceto balsamico. E voilà, piatto pronto. Questo ha un gusto particolare, una roba che non si trovi in giro, è difficilissimo. Le tappe sante non strane, queste sono quelle di misura da 10 cm, frescate da noi. Queste si possono mangiare anche crude. Oggi le abbiamo preparate in forno. Tutto il pesce che abbiamo noi, che viene direttamente dalla laguna, è molto più buono perché abbiamo un mare che ha di tutto, ha più fitoplasma, più tutto. Il nostro pesce è il numero 1. Il mare nostro, essendo più basso di fondale, i pesci resta più piccolo. Le nostre sogliole arrivano sui 25 cm, così. Invece nell'Atlantico ci sono sogliole che arrivano anche a 50 cm. La canoccia, una volta lessata, vedi, cambia colore, diventa rosa, si comincia a tagliare di lato così 1 e l'altro lato 2 e si taglia vicino alla testa e la coda. Sì. Taglio un po' più indietro, vedi Andrea, eccolo qua, che quando la mangio, schiacciando, viene fuori la polpa, vedi? Ah. Poi si apre, eccola qua, e la canoccia è pronta. Eccola qui, eccolo qua. Questa è la femmina che avevo detto prima con le 3 righe al corallo. Adesso andiamo a assaggiare Andrea. Cappessante, polentina con seppie alla ciosotta. Se il nostro pesce non viene neanche messo il ghiaccio, perché come che viene scaricato dalla barca, viene direttamente in pescheria e viene comprato. Ho fatto 23 anni, mi svegliavo all'1:30 della notte e andavo in letto a mezzanotte tutti i giorni. L'ho fatto talmente col cuore che dopo mi sta ingestibile perché non la facevo più. Se uno vuole qualche consiglio sul pesce buono può chiederti. Quando che vuole. Basta che va sulla pagina Facebook Tutto Vivo. Se avete qualche domanda, qualcosa da chiedermi o un consiglio da aiutarvi a comprare il pesce, siamo qua. Chioggia è una bellissima città, vieni a visitarla che c'è tanto da vedere, tanto da scoprire e soprattutto tanto da mangiare. E quindi da bambini sono subito a lavorare qua in pescheria. Nel periodo estivo, quando si finiva le scuole, mio papà venivo qua a ciapparmi la giornata come ragazzo di bottega. Dico, parlo di pesce, mi emoziono, tutto, che metto tutta la mia anima. Un conto se farlo per i soldi, se fa sempre tutto per i soldi, per carità, però con il tuo lavoro ti dà nel cuore e il pesce per me è tutta la mia vita. Quando che lo cucino, che lo ciappo in mano, qualsiasi roba con me, se parli di pesce, mi viene a pelle d'occhio. Questo è il discorso.